Benvenuti a La Bussola, il video podcast per orientarsi nel mondo che ci circonda. La nostra stella polare sarà l'approfondimento attraverso l'attualità. Un viaggio che oggi condividiamo con 3 ospiti d'eccezione. Abbiamo Loris Giuriatti, guida ambientale, escursionistica e scrittore. Grazie Loris per essere qui con noi. Grazie, Alex. Giuseppe Zandegiacomo, che è il presidente del Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto. Grazie Presidente. Grazie e un saluto a tutti voi. E Alessandro Zanetti, istruttore nazionale di alpinismo. Grazie dell'invito. Allora, noi partiamo da un tema di purtroppo stretta attualità, perché abbiamo ancora tutti negli occhi le immagini, soprattutto la notizia della valanga che ha colpito un campo base in Nepal, provocando una delle tragedie di montagna più gravi della stagione. L'incidente è avvenuto il 3 novembre, ha travolto alpinisti e guide che si trovavano a circa 4.900 metri di quota, sorprendendoli con l'aggravarsi, il peggioramento delle condizioni meteo. Ci sono state diverse vittime, tra queste figurano anche 3 italiani, Alessandro Caputo, Stefano Faronato e Paolo Cocco. Partiamo da questa drammatica notizia che ha scosso l'opinione pubblica e non solo, per chiedere ai nostri ospiti, partiamo con Loris Giuriatti, che cosa ci lascia questa tragedia, Loris? Beh, innanzitutto ci lascia un vuoto, perché Stefano era conosciuto nel nostro territorio, quindi persona conosciuta e sapiente di montagna, quindi era una persona che non aveva trascurato sicuramente nulla. Ci fa capire sicuramente quanto la montagna sia ancora difficile da comandare. Erano preparatissimi, erano attenti e nonostante questo è successo il dramma. Quindi se posso, e penso sia il pensiero anche di uno Stefano che ci guarda dall'alto, non è mai sufficiente l'attenzione che ci mettiamo. Bisogna sempre essere un po' più attenti di quello che si pensa. C'è una frase che penso di condividere con i colleghi: in montagna il rischio zero non esiste. Lui sapeva perfettamente che andava incontro a un rischio alto, nonostante questo c'è stato un imprevisto ulteriore che lo ha spiazzato, li ha spiazzati. Questa è una grande verità, insomma, il rischio zero in montagna non esiste. Alessandro Zanetti, da istruttore, insomma, nazionale di alpinismo, come si può arrivare a leggere il pericolo in ambienti così complessi come può essere l'Himalaya, ma come insomma anche le nostre montagne hanno dimostrato insomma di essere? Come lei giustamente ha detto, il pericolo è una cosa e il rischio è un'altra cosa. Il pericolo esiste già per il fatto stesso che noi andiamo in montagna ed è un ambiente pericoloso. E qui ci mettiamo un punto definitivo. Dopo il rischio lo alziamo noi. Lo alziamo noi con le nostre scelte, con le scelte di restare in un ambiente dove comincia una nevicata che non sappiamo quando finirà. E forse questo è un aggravante, oppure diciamo è un dubbio che noi abbiamo, non sappiamo come andrà a finire. Presidente, ci sono situazioni in cui non partire è non solo la scelta giusta, ma è la prima cosa a cui pensare? Direi di sì, che bisogna sempre fare delle valutazioni attente, ovvero noi abbiamo delle persone da salvare, mettiamo a rischio la vita di altre persone che devono intervenire per salvarle. E lì dobbiamo capire dov'è il limite, cioè conviene rischiare la vita di altre persone per salvare, oppure aspettiamo che ci siano delle condizioni più sicure per salvarli. Quello sempre è una cosa un pensiero che dobbiamo fare e valutare molto attentamente. Eventi come questo in Nepal ci fanno capire, ci aprono gli occhi su quanto difficili siano i soccorsi in certi contesti difficili, complicati. Insomma, non serve andare tanto lontano, come dicevamo anche le nostre montagne hanno la loro dose di pericolosità e di difficoltà. Cosa significa, Presidente, intervenire in quelle condizioni, in condizioni così difficili dal punto di vista insomma, logistico, del meteo? Insomma, voi siete un fiore all'occhiello della nostra regione. Lavorare in quelle condizioni cosa significa? Beh, diciamo che a monte ci deve essere una preparazione, una buona preparazione, un'ottima direi preparazione. Noi dobbiamo essere
pronti a intervenire in qualsiasi situazione ambientale, meteo e anche e soprattutto come itinerario, che può essere da ricercare una persona dispersa per funghi, una persona che si è incrodata, una persona che si è persa anche su un sentiero. Quindi alla base di tutto sicuramente c'è la preparazione. Noi dedichiamo tantissimo tempo. L'anno scorso, nel 2024, abbiamo fatto una cosa tipo 1600 eventi di formazione. Noi siamo 770, quindi cioè, la formazione è alla base. Diciamo, quando uno è formato, diciamo, è pronto per affrontare queste situazioni. È chiaro che, come si diceva, il rischio zero non c'è mai, nemmeno per noi. Però ecco, dobbiamo cercare che quell'asticella sia la più bassa possibile. Loris, da guida ambientale, escursionistica esperta, ti è mai capitato di dover frenare gli entusiasmi o magari di dover contenere quelle che erano le richieste di escursionisti, gruppi di persone che si affidavano a te dicendo no, oltre questa cosa non possiamo andare, non possiamo spingerci oltre? Quasi all'ordine del giorno. Succede molto spesso, qua c'è una componente un po' di esperienza che aiuta a capire. Sono tante piccole cose che si imparano a vedere nel gruppo che hai davanti, quindi sciocchezze anche a volte, ma come fanno due passi, come camminano, come portano addosso l'abbigliamento da montagna, perché tante volte insomma, vedi gli scarponi nuovi con le suole perfette, quindi ti fa pensare che sono persone che magari non frequentano spesso la montagna. Pensa che uno dei piccoli incidenti, nulla di grave, ma uno dei piccoli incidenti che succede più spesso, infatti ogni guida ha qualcosa nello zaino che fra un po' ti dico, è le suole degli scarponi che si staccano. Sembrano scarpe nuove, quando chiedi dopo che si è staccata la scarpa quanto ha, ti dicono ma è nuova, l'ho usata 3 volte, sì, ma quanti anni ha? 10. E quindi ogni guida ha le fascette da elettricista nello zaino per bloccare le scarpe. Questo ti fa capire insomma quanto a volte le persone si sopravvalutano e quindi capita regolarmente che devi un po' frenarle. La difficoltà qual è? Frenarle senza togliere quell'entusiasmo che è parte anche del nostro lavoro, cioè l'amore per la montagna va trasmesso, frenarli troppo vuol dire anche allora questo non si può fare, quell'altro non si può fare, quindi bisogna sempre trovare un giusto equilibrio. Torneremo dopo a parlare di insomma, consigli pratici e equipaggiamento, sia a livello di formazione che proprio equipaggiamento tecnico indispensabile per affrontare la montagna. Dicevamo che anche le nostre montagne hanno i loro rischi e i loro pericoli. La tragedia, ad esempio, della Marmolada nel 2022 ha mostrato proprio come anche da noi, insomma, ci possano essere dei momenti di instabilità, degli eventi che portano a dover affrontare delle emergenze importanti. Alessandro Zanetti, il crollo in Marmolada ha sollevato tante domande, tante perplessità sui ghiacciai, sulle temperature, sulla gestione dei rischi. Che cosa abbiamo imparato dalla tragedia in Marmolada? Abbiamo imparato che andare in montagna è pericoloso. Il pericolo esiste ed è questo. Servono eventi così forti per farcelo capire, per toccare le coscienze? Lei ha sentito varie volte, è caduta una torre a Cortina, è caduto un pezzo del Dru su Monte Bianco, è caduto un altro pezzo su un'altra montagna. Tutte le montagne sono destinate ad appiattirsi, la forza della gravità è così, oppure tutto questo cambiamento epocale delle temperature contribuisce. L'uomo ci mette del suo. Ecco, approfondiremo questo tra poco, perché insomma parleremo di cambiamento climatico e di come l'uomo sta cambiando a sua volta la montagna. Presidente, tornando al discorso di eventi imprevedibili, imprevisti, anche se il Veneto in realtà aveva previsto l'arrivo di Vaia, magari non nelle proporzioni con cui si è manifestata, però insomma le previsioni erano state giuste. Parliamo proprio di Vaia. Come avete gestito voi quell'emergenza? Perché nel giro di 3 giorni è cambiata la fisionomia, ad esempio dell'altopiano, dei boschi, insomma della vegetazione. È stato un evento condensato in 3 giorni che è stato devastante. Sì, per noi è stato un momento molto impegnativo. Diciamo che il primo intervento a cui siamo stati chiamati è stato proprio quello di riuscire a riportare, diciamo, tutte le persone che magari in quel momento erano
in montagna, erano magari sui bivacchi, diciamo fuori centri abitati, riportarli sui centri abitati appunto. E un altro intervento che abbiamo garantito interventi sulla ripristino della viabilità, dei sentieri, in maniera che sia queste persone potessero entrare, ma anche per comunque far sì che le comunicazioni ritornassero come prima. Abbiamo dato anche una mano anche alla protezione civile per quanto riguarda per esempio il ripristino anche dei tetti, perché allora si faceva tutta l'operazione di sicurezza, quindi fare tutte quelle operazioni che garantissero l'incolumità di coloro che devono intervenire su queste situazioni molto particolari. Ecco. Noi collaboriamo soprattutto con la protezione civile proprio in queste occasioni di grandi emergenze, proprio per queste situazioni un po' particolari che riguardano l'ambiente ostile, impervio, così come noi siamo chiamati ad operare. Loris, restiamo a parlare di Vaia, perché concentriamoci magari sull'altopiano. Vaia ha cambiato la fisionomia dell'altopiano, gli abeti rossi, la monocultura, ha spazzato via insomma alberi e quant'altro. Come è cambiato un po' il rapporto emotivo delle persone con la montagna dopo Vaia? Parliamo qui del nostro territorio, cioè hai visto trasformarsi la percezione che le persone hanno del pericolo, e soprattutto quando poi li accompagni in altopiano, magari in altre zone colpite da Vaia, si vedono le cicatrici, che male fanno. Io ho visto gente piangere, gente abituata a passare in alcuni boschi che non hanno più visto. Quindi può una persona affezionarsi agli alberi? Sì, soprattutto se sono persone nate in quei posti. La percezione da parte delle persone, in alcuni sì, in alcuni no. Tutti quanti hanno visto la devastazione, perché Vaia ha portato al disastro. No, scusate il lapsus, ma volevo fare i complimenti al presidente, perché io ricordo bene quella situazione di Vaia, proprio da quello che sembrava un allarmismo inutile in quel momento, e non abbiamo avuto una persona deceduta. Ed è stato anche grazie a un intervento repentino e anche un pochettino a rischio da parte della regione, che ha detto stop, è pericoloso, ma soprattutto un grande lavoro che è stato fatto da parte del soccorso alpino, perché sì, è vero, abbiamo detto alla gente non andate in montagna, ma c'era già qualcuno in montagna, quindi assolutamente riuscire a salvarli, a portarli in salvo è stata un'operazione incredibile. La percezione delle persone, Vaia è una enorme cicatrice che non si può non vedere, insomma. Ieri passavo per l'altopiano in una zona colpita da Vaia con degli amici del Modenese, quindi persone molto lontane da qua, e hanno detto: cos'è successo qua? E gli abbiamo raccontato un po', quindi anche persone che non sapevano niente della tempesta perfetta, purtroppo, se ne sono resi conto. Ecco, si parla tanto di sicurezza in montagna, è un tema che poi con il presidente Zande Giacomo andremo ad approfondire anche a livello numerico, perché sono aumentati esponenzialmente gli incidenti in montagna. Parlando di sicurezza in montagna, Alessandro Zanetti, che cosa significa essere davvero preparati? Cioè è più importante una questione di tecnica, di cultura, di attrezzatura, di mentalità? Come e quando si può dire di essere preparati per andare in montagna? Beh, ringrazio lei di questa bellissima domanda, ma lei ci ha dato anche la risposta. Sta tutto in quel termine che lei ha detto: cultura. La cultura va dall'appiglio che si prende con le mani all'appoggio che si usa con i piedi, al libro di cultura alpinistica o del grande alpinista che ha eseguito delle ascensioni importanti sulle Dolomiti, che è il posto più vicino a noi che frequentiamo. Certo. E quell'alpinista ci è nato con una certa cultura della salita, ma anche del rispetto della montagna, ma anche con un'attrezzatura tra virgolette adeguata ai tempi che viveva, perché sicuramente Emilio Comici non aveva la corda che uso io oggi e forse aveva quasi le stesse scarpette dell'arrampicata, ma qualcun altro invece no, ecco, aveva scarponi chiodati e via del genere. Per cui il termine cultura è l'aggettivo giusto da usare in questi termini, perché la cultura ti definisce anche la cultura dell'ambiente, della meteorologia, dell'aspetto
Noi abbiamo le corde, i moschettoni, l'imbragatura, il casco, ma se non sappiamo usarli diventa, come diceva un vecchio mio istruttore, la corda diventa come si dice, un elemento di sicurezza, ma può essere anche un elemento di morte, perché se cado io la prima di cordata, porto giù anche il secondo di cordata o il terzo di cordata. Perché? Perché devo usare le tecniche giuste. Per cui in quel termine ci sta tutto quanto l'andare in montagna. Nella formazione degli alpinisti, qual è magari l'errore più frequente che si può fare o magari l'aspetto che le persone che lei forma sottovalutano di più? Bella domanda. Puntare il dito su cosa si sbaglia è difficile. Io per primo ho sbagliato alcune volte. Dire cosa si sbaglia non è semplice. Dopo ognuno in quelle situazioni difficili prende le proprie decisioni e ne è sovrano. E alcune volte noi dovremmo solo purtroppo accettarle, perché le tragedie in montagna sono solo tragedie, ok? Differentemente dalle scelte fatte. E qualcuno non torna più, e questa è la cosa peggiore che può succedere in una famiglia o degli amici che abbiamo tutti noi. Noi cerchiamo come istruttori, come scuola di alpinismo, di dare un'istruzione, di permettere di andare con una certa cultura, con una certa capacità, però dopo dipende dalla nostra voglia, perché se io insegno al mio allievo di trovarsi una salita adeguata alle sue capacità e lui ne tenta un'altra più, non dipende più da me. Dopo purtroppo il nostro collega ha il suo lavoro da fare. Infatti la mia scelta di vita è stata quella di insegnare a non farsi male, perdonatemi la battuta, perché purtroppo dopo c'è qualcuno che deve intervenire per portarti a casa, se ce la facciamo, giusto? Ecco. Oltretutto, Presidente, come diceva anche adesso Alessandro Zanetti, bisognerebbe anche capire bene quello che c'è dentro e attorno al soccorso alpino e speleologico del Veneto, perché è definita e considerata un po' da tutti quasi come una macchina perfetta, perché siete incisivi, tempestivi, riuscite a essere performanti nell'emergenza, però è anche una macchina, qui vorrei che mi raccontasse un po' il dietro le quinte, una macchina che non deve essere facile da guidare, insomma, tutto questo sistema. Cioè, qual è la difficoltà, il mondo, come siete organizzati nella cronaca, nei telegiornali locali, eccetera? Si dice è intervenuto il soccorso alpino, sì, ma dietro cosa c'è? Preparazione, formazione, allenamento, attenzione, insomma, ci può raccontare un po' com'è il vostro mondo? Guardi, la sua domanda è particolare, nel senso che spesso, come diceva lei sugli articoli, c'è persona soccorsa che ha 8 anni, che ha fatto questa via, che ha fatto quel sentiero, si è fatta male, è caduta, ha perso orientamento, è intervenuta una squadra soccorso alpino, sono rientrati, eccetera, eccetera. Quindi giustamente si dà l'attenzione massima alla persona che si è fatta male, che ha avuto bisogno. Però ricordiamoci appunto che quella squadra che è intervenuta al soccorso alpino è fatta da persone che si sono preparate per fare quell'operazione. In quel momento magari hanno abbandonato la famiglia, il lavoro, magari stavano dormendo, si sono alzati, sono partiti con la pioggia, con la neve, col brutto tempo, e fanno quello che loro hanno scelto di fare. Questa forse è un po' la nostra forza, cioè il fatto che noi siamo tutti volontari, quindi ognuno è spronato, cioè, a tener fede a quello che è il suo impegno. Quindi per questo, oltre a intervenire in quel momento là, si prepara anche per essere pronto a intervenire. Quindi c'è tutta, diciamo, la nostra macchina, è praticamente una macchina che fa capo proprio a questa intenzione, queste motivazioni che hanno i nostri volontari. I nostri volontari, che ricordo, forse anche il discorso di intervenire prontamente è perché noi siamo localizzati su tutte le periferie, quindi abbiamo delle stazioni, siamo in 27 stazioni in tutto il Veneto, e l'anno scorso abbiamo celebrato, ricordo, 70 anni da quando siamo nati, siamo stati riconosciuti più che nati, perché già prima si intervenivano, e qui sono nate proprio laddove era necessario l'intervento da parte nostra. Quindi e poi noi facciamo riferimento a queste persone perché conoscono già il posto. Cioè noi, certo, per dire, non è che abbiamo bisogno di le coordinate, dimmi il nome, io so dov'è, anche il nome in dialetto, io so dov'è.
e si parte, si sa già cosa si deve prendere, il materiale, vado con la jeep, vado col quad, vado a piedi, con gli sci, con la motoslitta, quindi questo ci consente di essere efficaci proprio perché conosciamo il territorio e siamo motivati. Doris, mi rivolgo in questo caso più allo scrittore che alla guida, perché prima hai detto una frase che mi ha colpito. Ci sono sì vincoli, devo frenare l'entusiasmo dei gruppi, insomma di chi vuole andare a fare delle escursioni in montagna, ma non possiamo neanche insomma, dare la sensazione che siano solo divieti, che ci siano solo pericoli e solo cose da non fare. Allora, anche grazie ai tuoi libri, al tuo amore per la montagna, come si può mantenere vivo questo legame tra uomo e montagna senza andare a sottovalutare i pericoli, ma senza neanche andare a spegnere questa passione? Beh, allora, Per vedere comprando i libri di Loris Giuliatti. No, ti ringrazio perché parlando di libri, una cosa che mi sono sentito di fare, anche un po' rischiando, devo dirtela tutta, è quella di utilizzare spesso nei miei libri nomi di persone vere che lavorano in montagna. Perché tante volte ci dimentichiamo, e questa è un'osservazione che cominci a capire, e anch'io ho iniziato a capirla dopo un po' che ho frequentato il Grappa, l'altopiano, cioè subito non lo comprendi, no? C'era un bellissimo articolo anche proprio in questi giorni sul giornale in merito a questa cosa. La montagna è fatta di persone che ci lavorano tutto l'anno e persone che ci vivono con le attività di ristorazione, con gli alberghi. Tante volte si corre il rischio di dimenticarli, no? Vai là, mordi e fuggi, torni a casa e ti sei fatto la tua giornata, domani piove e non vado, e invece domani loro sono lo stesso. Quindi se vogliamo valorizzare il lavoro dell'uomo nella montagna, va valorizzato il lavoro di chi la mantiene viva la montagna. Questa signora, una rifugista, scriveva non era un articolo polemico, lei si rivolgeva a un giornale e diceva: ma a volte ci dimentichiamo che chi fa quel sentiero non pensa che quel sentiero è pulito perché qualcuno lo ha pulito, e molto spesso sono persone che vivono nell'ombra, insomma qui parlo del CAI, parlo dei volontari, perché sono spesso persone che non hanno, direi sempre, persone che non hanno nessun ritorno economico da questo. Certo. E quindi chi invece lo fa per lavoro, sfrutta quel sentiero, sfruttare è un brutto termine, ma usa quel sentiero per portare delle persone, è giusto che sia in debito morale e quando si può anche dal punto di vista proprio economico con queste persone. Questo non va mai dimenticato. Non vuol dire marchettare il ristorante e quindi andare ogni volta in quel rifugio. Vuol dire andare nel rifugio dove ti trovi, organizzi quella passeggiata e porti le persone a mangiare su quel rifugio. Quindi sei parte di un meccanismo, di un ingranaggio che fa muovere tutto. Questo è quello che sto cercando di fare, sto cercando anche un po' di insegnare ai ragazzi che si approcciano al lavoro di guida ambientale, no? Siete parte di un meccanismo che deve funzionare perfettamente e quindi deve esserci un buon rapporto con tutti e dar modo a tutti di vivere. Chiarissimo, interessante, insomma è un cambiamento anche qua di mentalità, di cultura, insomma un pochino sotto certi punti di vista. No? Questo è un qualcosa che secondo me penso non sia una novità per le persone che ci sono qua, fa parte un po' di chi vive dopo un po', Certo. comincia a capire una montagna differente, che non è la montagna prettamente del turista mordi e fuggi, che, questo non vorrei spoilerare un argomento, ma a volte crea quasi più danno che vantaggio. E mi hai in parte spoilerato, ma è più un assist, diciamo, che uno spoiler, perché proprio di recente Reinhold Messner ha denunciato proprio questo, ha detto il rispetto della montagna è diminuito, lo ha dichiarato al Corriere della Sera, oggi compri un biglietto per l'Everest e vai a fare il turista in montagna. Allora, prima Alessandro Zanetti e poi il presidente. È davvero così? Stiamo trasformando la montagna in un, definiamolo, Luna Park, in un parco dei divertimenti? Cioè stiamo anche un po' sminuendo il valore della montagna? Io credo proprio di sì, perdonatemi,
quasi convinto che stiamo andando purtroppo per creare dei parchi avventura in montagna, non la montagna che mi permetto di aver vissuto io, perdonatemi, 50 anni fa quando ho fatto il corso Roccia, dove c'era un alpinista che arrivava sì coi scarponi, aveva limitate capacità, però qualsiasi elemento che c'era in montagna era espressione della natura. Adesso sì, adesso abbiamo, a parte i parchi avventura definiti così, abbiamo anche le ferrate portate a bassa quota, non sono più le ferrate in montagna, ma sono portate a bassa quota per fare, e qui mi fermo, faccio tanti puntini, per far sì che neanche il turista si faccia 500 metri di dislivello per arrivare a rifugio, per salire la montagna, scendere giù e capire com'è la cultura alpina. Per cui alla fine cos'è? È solamente un gesto atletico fatto più o meno in un modo o nell'altro. Essendo di bassa quota ci vado con pantaloncini corti, con le scarpe da running, lo zainetto che è limitato, la carta di credito e via. Presidente, è un turismo sbagliato quello che sta popolando le montagne? Secondo io introdurrei anche un altro concetto, cioè il concetto di responsabilità, ovvero chi è a fronte alla montagna dovrebbe essere responsabile di quello che va a fare. Responsabile vuol dire che intanto nei confronti di se stesso e poi anche nei confronti di chi dopo eventualmente deve certo. intervenire. Ecco. Però questo concetto di responsabilità, ovvero queste persone dovrebbero seguire un percorso, ecco. Cioè non possiamo pensare che magari chi va forte in falesia, che mi fa il sesto o settimo grado, poi si approccia alla montagna pensando di fare lo stesso grado. È chiaro, deve partire dalle cose più facili, anche perché la montagna è comunque un ambiente totalmente diverso da quando si arrampica in falesia. Quindi questo è un esempio banale, però giusto per far capire che deve essere una cosa graduale. Comincia dalle cose più facili, che può essere dalla camminata, dai dislivelli, dalla difficoltà ad arrampicare, dalla difficoltà sullo sci alpinismo, sul ghiaccio, e fare cose graduali. Comincio da quelle più facili, man mano che vedo che riesco, che le affronto e le vivo in maniera consapevole, responsabile, ecco, ora magari alzo un po' l'asticella e mi alleno per farlo e quindi mi preparo. Un altro discorso, secondo me, qui interviene in pieno è il discorso dei social. Perché tanta gente si fida molto dei social, no? Ovvero mi prefiro come meta un bivacco. Bene, guardo il social, trovo sì, il percorso è questo, ci sono tante ore, però tipicamente quel filmato è fatto in condizioni ideali, quando c'è bel tempo, non c'è freddo, non nevica, non piove, e quindi magari non so, solo banalmente mi preparo lo zaino perché ho visto quel filmato, sì, aveva le scarpe così, sì, non aveva una giacca, non aveva neanche il berretto, quindi invece magari quel giorno che affronto io per quella salita per andare a quel bivacco, magari trovo il brutto tempo, quindi ho i guanti, ho l'attrezzatura, posso trovare neve, posso trovare ghiaccio, quindi ecco, i social vanno bene, però bisogna sapere leggerli e interpretarli. Però facendo, come dicevo prima, questo percorso di crescita, ecco, allora riesco forse affronto la montagna in maniera più responsabile. Anche questo è un consiglio importante, no? I social sono fuorvianti sotto certi punti di vista, perché si vede un aspetto ma non si vede tutto quello che effettivamente è il mondo della montagna, le responsabilità e la formazione che serve. Presidente, dicevamo prima che gli incidenti in montagna sono in aumento, colpa di che cosa? Del cambiamento climatico, dell'impreparazione, del turismo mordi e fuggi, di quei turisti un po' improvvisati, cioè per quale motivo ultimamente si registra un picco anche di interventi e di incidenti in montagna? Sì, guardi, parto da una battuta. In genere noi anche adesso, fine agosto, fine settembre, anche trovo le persone che dicono adesso voi avete finito di lavorare, a noi, guardi, mi piacerebbe dare ragione a queste persone, ma purtroppo non è così, e per noi non finisce mai. Anche in questi giorni abbiamo avuto molti interventi, tra cui anche alcuno purtroppo è finito male. Per noi non finisce mai, ci sono sempre interventi e purtroppo da un anno all'altro le statistiche, come diceva lei, aumentano sempre. Cioè, per dire, quest'anno siamo già, rispetto al periodo scorso, a oltre 100 interventi in più, abbiamo soccorso già più di 1200 persone e la casistica ci dice che diciamo che la maggior parte degli interventi, ma parlo del 40-50%, sono a persone che sono in difficoltà. Persone che sono in difficoltà, tradotto, vuol dire persone che sono stanche, che sono disorientate, non hanno l'esperienza adatta
l'incapacità. Quindi è proprio una serie, una casistica che dicevo, cioè, persone che potremmo dire illese, ecco. E quindi se queste persone, che ripeto, la statistica ci dice il 40-50%, non avessero fatto quella uscita perché, tornando al discorso di prima, fossero state più responsabili, veramente noi il 50% degli interventi non li avremmo fatti. Certo. Alessandro Zanetti, esiste un rischio accettabile? Cioè, dov'è il confine tra avventura e imprudenza? Avventura e imprudenza. Come dicevamo prima, il pericolo c'è perché vado in Il pericolo c'è, questo l'abbiamo capito. Vado senza corda, ho già aumentato il rischio. È un'avventura? Certo. Bella domanda. Qui ognuno di noi si dà la propria risposta. Si può andare anche senza corda, lo sappiamo. Battuto bene, è stata una grande avventura. Vado con la corda ma non la so usare? È un Aumentiamo il rischio o è un'avventura? Esatto. La cordata che percorre l'ascensione tutte e due assieme senza mai fermarsi nei punti di sosta e fare le sicurezze. È avventura? Lanciarsi su un appiglio sperando che stia fermo, che non si levi, è un'avventura o è un rischio? È sempre uno discutibile, ognuno di noi si darà le risposte. Soggettiva, certo. Comunque sì, noi siamo la persona che fa questi, che aumenta il rischio, che aumenta l'avventura, sa cosa sta facendo e riceve il risultato delle sue scelte. Purtroppo, come si suol dire, ognuno, chi è causa del suo male pianga a se stesso, ognuno è responsabile delle proprie azioni, ma in questo caso però poi abbiamo visto che spesso le responsabilità, i rischi si ripercuotono poi sugli altri, quindi è che noi siamo bisogna avere una doppia forma di responsabilità e di rispetto per se stessi e per gli altri. Esatto, lei ha detto giusto, è che noi diamo per scontato che c'è il soccorso alpino. Sì. Lo diamo per scontato e purtroppo forse anche questo è un aspetto culturale sbagliato, cioè speriamo che io dico sempre spero che non arrivi mai, perché vuol dire che ho fatto la scelta giusta. Assolutamente. La cosa peggiore è quando arriva però noi lì benediciamo sempre lunga vita il soccorso alpino. Loris, chiudiamo questo nostro podcast dedicato al mondo della montagna per dare delle indicazioni, abbiamo dato dei consigli. A proposito di consigli, chiudiamo con 3 tue indicazioni, 3 tuoi consigli da dare a chi si avvicina al mondo dell'escursionismo, e della montagna, e soprattutto facciamo un po' di promozione anche per il nostro territorio, Altopiano e Grappa, perché abbiamo parlato tanto di cultura, abbiamo parlato tanto di turismo un po' improvvisato, ma di cultura e di cose da vedere sul Grappa e in Altopiano. Sì, ti dicevo giusto ieri, ho portato degli amici dall'Emilia, abbiamo fatto 2 cose molto semplici, siamo andati a vedere il salto del Granatiere sul Cengio e poi stamattina sono andati su a vedere il Sacrario. Non sapevamo, quindi questa è una domanda a cui dovremmo rispondere, no? Non sapevamo vuol dire che dobbiamo ancora lavorare molto sull'informazione, lavorare molto sul raccontare bene il nostro territorio, perché è importante portare qua persone, perché di cose da vedere ce ne sono tante. Consigli. Allora, delle cose banali che molto spesso ci dimentichiamo di mettere nello zaino. Le nostre sono montagne carsiche, non c'è acqua. L'acqua va portata via da casa, non c'è discussione, non c'è possibilità, se non in alcuni ristoranti o nei pochi rifugi, di fare ricarica, quindi almeno 1 litro d'acqua bisogna averlo. Mi capita spessissimo di avere persone che arrivano con pochissima acqua, il mezzo litro in estate è assolutamente insufficiente. Sempre un cappello di lana dentro lo zaino, sempre, perché in estate non serve, chi l'ha detto che non serve? Può succedere, avere la testa calda è importantissimo, sempre con €1,50 lo si trova una coperta di quelle d'emergenza, leggerissima e va sempre tenuta nello zaino. Chi fa il mio lavoro ne ha 4 o 5 perché è sempre abbondare piuttosto che deficere, ma almeno una è necessaria avere. Vorrei chiudere, se posso,
riagganciandomi al soccorso alpino. Ho avuto l'occasione di intervistare un anno fa un vecchio soccorritore. È stato molto difficile, un montanaro di quelli tosti, quindi è stato molto difficile entrare in empatia. Poi siamo entrati in empatia e mi dice: vieni con me. Mi porta sotto e mi fa vedere una stanza piena di chiodi da parete. Però erano tutti mezzi storti, tutti mezzi rovinati. E sì, non capivo, no? Ci ho messo un po' e poi mi ha detto: boh, ognuno di questi corde o di questi chiodi è una persona che ho soccorso. Ogni volta che si staccava un chiodo, che cadeva o che succedeva un qualcosa, raccoglievo il chiodo. Perché? Perché anche da soccorritore non devo mai dimenticarmi quanto è pericoloso la montagna, pur con le attrezzature, pur che non erano persone preparate, ma questa stanza è una stanza che ti aiuta a ricordare e mi ha aiutato a capire quello che abbiamo detto oggi, insomma. Insomma, con questa immagine sicuramente suggestiva si chiude la prima puntata della Bussola. Io ringrazio per essere stato qui, ma soprattutto per tutto il lavoro che fanno, insomma, il Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto, quindi ringrazio il presidente Giuseppe Zandegiacomo. Grazie presidente. Grazie. Ringrazio Alessandro Zanetti, istruttore nazionale di alpinismo, e chiaramente Loris Giuriatti, guida ambientale escursionistica, che ritroveremo prossimamente sempre qui durante le nostre puntate della Bussola su IMI TV. Grazie a tutti voi, alla prossima puntata.